ritrovate amiche e amici dell'atletica e del podismo. La Faedis Canevola non ha tradito le attese, ci si aspettava delle grandi risposte tecniche e non sono mancate. Il servizio. La classicissima d'autunno, organizzata dall'Atletica Buia, conferma la sua eccellenza tecnica. Da Faedis a Canevola, questa corsa, ideata da Ivano Codutti nei primi anni '80, è un libro ricco di storia sportiva e questa edizione ha aggiunto un'altra pagina da ricordare. È la corsa delle foglie morte di un autunno che ci regala una magnifica tavolozza di colori. Per i runner è un concentrato di insidie e trappole, un appuntamento per chiudere bene la stagione agonistica, ma può anche essere il trampolino di lancio di quella che sta per cominciare. Per questa o quella ragione alla partenza c'era il fior del nostro mezzofondo. Tobia Beltrame, campione uscente, Francesco Nardone, maratoneta ad alto livello, Giulio Simonetti, specialista della corsa in montagna, Matteo Spanu, già campione italiano assoluto dei 1500, tanto per citare i più decorati. I loro avversari più pericolosi arrivano da fuori. Vestono i colori di italiane ma hanno origini africane e tanto basta per innalzare il tasso tecnico alla massima potenza. Il 26enne ruandese John Akitsimana, GS il Fiorino Firenze, olimpionico di maratona a Tokyo e terzo ai campionati mondiali militari di Guan in Cina nel 2019, ha sgretolato la resistenza del keniano compagno di fuga Lenjen Lokuraru, atletica Saluzza, uno specialista delle corse in montagna, stabilendo un primato 28,32 semplicemente stellare. Solo 2 giorni prima aveva realizzato ad Arezzo il suo personale sulla mezza maratona correndo in 1 ora 1,35. Lokuraru ha difeso con i denti il secondo posto dal ritorno di Tobia Beltrame, chiudendo in 29,29 davanti al portacolori della Trieste Atletica che con 29,32 ha migliorato la prestazione dello scorso anno. In quarta e quinta posizione Francesco Nardone, 30 minuti e 36, e Giulio Simonetti, 30 e 48 della Gemona Atletica. Matteo Spanu, Malignani Libertas, è sesto. Ottavo assoluto e primo junior Federico Cernaz, Trieste Atletica, in 34 e 6, mentre il miglior allievo è stato Raffaele Sdrigotti, Libertas Friul Palmanova, in 35 e 57. Tra le donne la 24enne Esther Van Gui
keniana dell'Atletica Bruniera Friuli-Italia, ha vinto la prova senza particolari difficoltà, terminandola in 36,44, dove la sorpresa è stata la piazza d'argento di Mariangela Stringaro della Keep Moving, 40,17 il crono finale dell'Udinese, tempo notevole soprattutto in considerazione che si tratta di una F50. Ha regolato Francesca Gariup, Malignani Libertasurine, terza in 40,54, Giuliana Driutti, Mostro Run 41,28 e Jessica Calaz, Atletica Buia 42,2. Passiamo ora a vedere vincitrici e vincitori delle categorie in gara. Promesse Lucia Rorato, GS Natisone, Senior Esther Bangui e John Akichimana, il Fiorino Firenze, 35 anni, Giuliana Driutti, Mostro Run e Fabio Stefanuti, Atletica Buia, 40, Jessica Calaz, Atletica Buia e Francesco Nadalutti, Sportiamo, 45, Nelly Morandini, Atletica Buia e Marco Mosolo, Aldo Moro Paluzza, 50, Mariangela Stringaro, Keep Moving e Stefano Colautto, Keep Moving, 55, Alessandra Sangoi, Atletica Buia e Tiziano Rorato, GS Natisone, 60, Mauro Nadalutti, Maratona delle Città del Vino, 65, Vanna Vannini, Atletica Abbiano ed Hermes Puntil, Piamini Vas Rigolato, 70, Roberto Sbrizzai, Aldomoro Paluzza, 75, Adriano Rossi, Maratona delle Città del Vino. Per un problema tecnico non abbiamo le interviste che avevamo raccolto al traguardo dei protagonisti. Riassumiamo quello che ci avevano detto. Tobia Beltrame: sono soddisfatto visto che ho migliorato il crono dello scorso anno aggiornandolo a 29,32. Avevo grandi aspettative per le gare autunnali, ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo un rientro molto difficoltoso dall'altura, l'inizio del nuovo lavoro e un'influenza che a un mese dall'esordio in maratona mi ha costretto a rinviare tutto. Ora è il momento di staccare un po', almeno mentalmente, e pianificare i prossimi obiettivi con la consapevolezza che tanti chilometri degli ultimi mesi daranno i loro frutti. Mariangela Stringaro: felicissima del risultato ottenuto, bellissima cronoscalata, molto allenante, coronata da una splendida giornata di sole. Un grazie speciale agli organizzatori, a tutto lo staff e alla mia squadra di sempre, la Keep Moving. Giuliana Driutti: sono contenta e divertita, non mi aspettavo di andare così bene perché ero un po' stanca dopo la gara di Reana. Ho migliorato il mio tempo nella salita e questo mi incoraggia. Un plauso all'organizzazione che, vista la giornata calda, ha allestito un ristoro con acqua a metà salita. Ringrazio la nostra allenatrice Micaela Bonessi e il gruppo Mostro Run. Stiamo ancora festeggiando i risultati di Coppa Friuli. Ora penso alle prossime salite da fare, Cialla e Nimi Schialminis, per chiudere la stagione con la mezza di Palmanova. Francesco Nardone e Giulio Simonetti: con questa gara e con questi piazzamenti d'alta classifica, i portacolori della Gemona Atletica concludono una stagione piena di soddisfazioni. Ora aspettiamo i cross, dicono, per continuare a sognare alla grande. Patrick Di Leva: doppiamente soddisfatto del risultato e anche perché sono di Faedis e correre in casa, ha detto, è sempre stimolante. Per me si trattava della prima gara su strada, visto che ho appena iniziato a correre a livello agonistico. Un ringraziamento particolare all'Aldo Moro Paluzza, società nella quale ho trovato una famiglia. Dopo il rientro dei podisti a Faedis si sono svolte le premiazioni con pasta party al bar al telefono. Un'altra bella avventura podistica si è conclusa e per l'Atletica Buia Treppo Grande di Moreno Molaro, affiancato da Alessandro Forte e Francesco Tamigi e da un gruppo di validi collaboratori, è già tempo di guardare oltre. All'8 dicembre a Monte di Buia, dove si correrà una delle prime campestri della stagione.
L'intenzione degli organizzatori è consolidare un format destinato a diventare una gara cardine nell'attività crossistica della nostra regione negli anni a venire. I buiesi hanno l'esperienza, la capacità e l'entusiasmo per mettersi in gioco per realizzare obiettivi ambiziosi. Se anche le istituzioni daranno convintamente il proprio sostegno, il sogno diventerà realtà. Vediamo adesso com'è andata la 7ª edizione della Monte di Mon Race. Anna Finizia e Tiziano Moia si impongono nella 7ª edizione della Monte di Mon Race. 15 km in tutto con 789 metri di dislivello, partenza e arrivo dal Castello Valdaier di Treppo Ligosullo e giornata ideale per una corsa e una scampagnata. Tiziano Moia della Gemona Atletica 1 ora 14,2 ed Anna Finizio dell'Aldo Moro Paluzza 1 ora 32,33 sono stati i firmatari della 7ª edizione della Monte di Mon Race intitolata a Patrick Incardona. Moia ha preceduto Andrea Veritti, GS Stella Alpina, secondo in 1 ora 16,30 e Lorenzo Buttazzoni, Aquile Friulane, terzo in 1 ora 17,5. Podio completamente occupato dall'Aldo Moro tra le donne. Dietro alla vincitrice si sono piazzate nell'ordine Alice Cescutti 1 ora 35,2 e Janska Martin 1 ora 38,58. Sono stati 122 i classificati su 160 iscritti della vigilia. Si chiude qui anche l'odierna puntata di Start. Lunedì parleremo della Maratonina dei Borghi di Pordenone, non mancate. Arrivederci e grazie per l'attenzione.